allegra e benfinies als contrasts. Ella es professura, informatica, musicista, mamma, capitemi da Barcias ed ella es presidenta da mia Engiadina. Questo in percia vaccins der mia giastil discors da dots, benfinida Antonia Albani Erni. Allegra, Rico. Donna Antonia, després del 2015 megna ella il Master in Business Innovation all'Università de San Galla. Che imprendono precis students da Business Innovation? Els students che vengono pro noi hanno un'affinità per la tecnologia. Da cella vart hanno idee e vogliono venire in una firma. E vogliono erfare che noi dobbiamo analizzare roba, dobbiamo proprio sviluppare, per esempio, nuovi services, nuovi modelli di business. E questi sono gli studenti che vengono pro noi, perché noi abbiamo proprio questi vaccini, invece noi abbiamo la tecnologia e l'economia che noi abbiamo insieme. Dopo il 2015 è la direttura di quel master, che aveva cominciato in settembre il semestre con 220 studenti e studenti, con una evna di progetto al Liceo Malpino, in Engiadina. Es pensés forse cominciano a studi in un parco tecnologico, in una metropola. C'è da fare l'Engiadina con Business Innovation? Per me è importante che dovre nuove idee, che si in un lö, in un terzo lö, quasi in lö a casa, in cui si lavora, in lö in cui si ha ispirazione. E lei l'Engiadina si mangia meglio lö per si lasciare ispirare e venire su buone idee per metterle intorno in realtà. E per cui abbiamo deciso di dire in Engiadina. E ci strumenti mettere a vento? Che avete fatto in questa evna di progetto in Engiadina? Questo abbiamo cominciato per parte delle prelezioni, in cui noi abbiamo informato gli studenti su nuove robe. Per parte abbiamo cast, noi abbiamo con le firme, noi abbiamo diversi partner, che vengono e presentano un caso o un tema che forse ci lasciano lavorare l'andare via. I studenti loro cominciano e lavorano con questo tema e hanno proprio nuove idee, da tutta un'altra prospettiva. Vuol dire firme diverse che vogliono in sé innovazioni per il loro modello. Che strumenti mettere a vento, per esempio, per firme? Questa è, per esempio, una firma con il Liceo Malpino Sves, che cercano una possibilità di mandare la tecnologia, la digitalizzazione nelle classi di scuola. Un altro esempio è St. Moritz Tourism, che hanno spartito la marca in Engiadina e St. Moritz. E questi studiano come posizionare proprio la marca St. Moritz. E anche in questo tema di digitalizzazione, da tutte le possibilità come media sociali o altri modelli, che devono studiare cosa si può fare insieme. E appunto sto pensando se gli studenti pigliano questo caso e lavorano l'andare c'è per essere proposte che includono innovazione? Questo è un grave rispondere, quando veteranno loro che ci vengono. In sé, innovazione è una ci ha proprio l'idea che è completamente nuovo e di raro. Per il solito è che c'è un modello che esiste, che si muda e dà un vantaggio sulla tecnologia. E noi ci vediamo, per esempio, firme come Uber, che non hanno neanche un'auto svessa, però danno a disposizione autos, mettono a disposizione autos per trasportare persone, tras una piattaforma. Oder Airbnb è in altro caso, non hanno in una stanza svessa o in un hotel, però su una piattaforma danno a disposizione stanze che si possono affittare. Qua è possibile tras tecnologia, digitalizzazione. Sono però ergenza firme o modi di lavorare che vengono magari criticosi, che contengono diversi problemi. Su questi due esempi, Uber e Airbnb, e la loro innovazione era di una meldramento. È una disrupzione, è un mudare algo, fare proprio tutto altro che ci dire avanti. E questo è il spannende dell'innovazione. Questo forse è un tema che oggi uscire e domani è completamente diverso, che in per il momento non pensa su da qua. Però con la digitalizzazione dà quella possibilità e loro svezzeranno a venire in smaina. Ella è la direttura di questo programma di master, 220 studenti e studenti hanno cominciato. Il tema studentesse o studenti, quante donne sono in quel studio e quello per ella è un tema, promuove ella specialmente donne. E promuove le altri che hanno interesse per questo, le donne sono pacas in questi studi.
però è credo che non verranno circa non sono giura per 20%, ci desfinge una bella quota. E è una difficile di donne anche studi, però all'Università San Gallo è buon la vengono terblere, in con qualche altre università, piuttosto nella tecnica in cui non da le donne. Cosa volendo venire ad imprendere a conoscere in per altri aspetti della sua vita e della sua carriera? Antonia, sis frarion, il babiacen e l'uramis. La Cappella Erni è da 50 anni un nome conosciente alla scena della musica popolare. La musica accompagna ad Antonia Erni da spessa infanzia a scuola. Con 15 anni alla suonare domat solo con la tuba, insieme con la musica da sent per una concorrenza nazionale da composizioni nuove e la televisione svizzera. La musica, in questo suonare la trombetta o l'orgelin, è per me molto importante. Ci sono in Engiadina, fai una bella musica con bab, con mio fratello, poi vogliamo con Bezzegner, alla Cappella Erni. Oggi è la casa per Antonia per cui era una possibilità di restare fedele a questo mondo della musica popolare in Giardinaisa. Dopo la scuola matura in Engiadina Bassa e la partita con 20 chance per Turic, in cui la studia e dottorà all'ETH in informatica. Turic è stato 10 anni una stazione importante in sua vita. Oggi è la maridata, mamma di 2 infanti e domiciliata in vicinanza di München. Antonia Albani ha nu fingiasco studente dall'ETH un certo presentimento fice realistico da quai ce la fa oggi, di meno il promover delle chance dall'internet. Questo è un tema che si può dire mince firma oggi in dia verrà da ci fare con quai e il problema è che è tutto un po' massa plan tutta questa roba dell'internet e qua c'è fece è migliorare quai e venire con tecnologie che tutto va più svelte con qua ci risfinossa. Far ir più svelta questa divisa è restata Antonia Albani fidela, insieme con ses frarion piserella che la fibra da Weider riva con mia in Giardina e in lor patria perifera. Da spera è la professura all'Istituto per Informatica ed Economia all'Università di San Gallo, una combinazione interessante per eruire nuovi modelli di lavoro grazie all'innovazione tecnologica. Nos vens vis, ella ha fatto la matura all'Istituto Alpin Aftan ed è slurida con 20 anni all'ETH a studiare informatica. Ella ha cernia un studio fitch tecnico, fitch süd. Di non veniva quella fascinazione? Avevo un'affinità per la matematica, però il passo all'ETH è non trasmesso e avevo fare qua ce fa. Io ho studiato elettrotecnica e allora derida avere nada che ci capita in un studio, non è da ma questo posso botte un po' massa sull'elettronica, non è guardare il studio, che ci dà per altri studi. E na vis informatica, la dera matematica, electrotecnica, fisica, informatica. E qua a piaciuto, non è deciso di studiare. Qua era super. Ma se lei svessa mette avanti gli anni 90, informatica, pensi vida bancas de datas, pensi vida linguas de programmer, pensi vida robas, schon era un po' sütte, se forse era da lunge da vent della realtà ci era co ans. C'era allora durante quei studi che ci otnia ad ella per quel tema. È una fascinazione per qua. Aveva proprio creato chips, metteva insieme i boards, ingegnerava anche i computer, e programmava d'assembler su in Java, tutto quello che doveva. È una fascinazione della logica per me. È un modo di pensare fiche logico e questo è ci mi affascina e ci fascina di nuovo.
Ella era là e crea la relazione era circa 5 donnes, 250 uomini, da lunch da 20% quella volta. C'è era quella per una situazione? Guarda, è una buona situazione. Tutti i professori che conoscevano, che avevano subito, sono là o se mancava, e non è un vantaggio, per dire la pura verità. E più tardi però, con Ferina Vench, con Duana o essendo in questo campo, era di una bella vantaggio? No, più tardi non più. Già in la posizione in cui c'è un ozzindi, in cui si fa l'ultimo passo in sé per arrivare a essere proprio un professore ordinario, e si fa greve per donna, con cui also donna forse non unbedingt, ma c'è la famiglia. La famiglia e vuol arrivare là in avanti, sveglia si mangia con gualà, con i colleghi che forse lavorano 100%, in scuola 50%, e però i prettati da tutti i stessi, e questo forse ci dà un po' di fare, ci non si arriva forse l'ultimo passo in avanti. La concorrenza è molto grande in quel campo, e ci non ha il tempo per fare, il vuole essere per la famiglia. Loro sto halt in a dire ok, sono arrivata fin là e loro basta. Cominciò questa carriera scientifica con una dissertazione che discorreva surda sistemi di informatica, reiz fornire più sveltas, le reiz nos vengono la contribuzione. Questo tema degli anni 90 poteva insomma mettere avanti quel svelt che diventa o poteva mettere avanti la nostra società digitale da dots. Non credo. Ich glaube, es war forse un po' un'idea in cui ci va, però ci sono uguali là e oggi questo è un mondo differente. E penso là, là ci beconoscevano le rights, e aveva banche di dati, e si leva sull'internet per queste dati, e questo è un grande tema che arriva überhaupt un po' con un po' svelt, con questo è un po' planto, e oggi in dia in sé la sveltezza non è il tema, ed è il problema che non dà per tutta la sveltezza. E da in certi luoghi è più svelta, è una svelta collezione, sono queste reiz, e in altri luoghi non è, cioè non è per tutto il stesso. A me ci interessa la dissertazione. In sé, anzi, proprio per in avanti la carriera scientifica, ella ida in l'economia privata. E ella ha fondato un start-up, e ella ida in l'economia, ma ella magari svelda ciò torneda in la scienza. C'è era il problema in l'economia? Diese Stübchen, l'ETH, è di dei gens ora avanti. E qui c'è una finiola la dissertazione, sono ida in la consultazione. E là abbiamo dato che le firme sono moschee in avant. Also, la differenza da quel che aveva in price, è che le firme si ricettevano da quel tempo, era immenso. C'era pensare che non è so qual c'è lavorare in quel campo. E loro sono d'ora da questa consultazione hanno appunto fatto un start-up. E l'idea là era in sé qual ci capita oggi da mettere certi processi sull'internet, questo processo amministrativo, che non sono proprio rilevanti per una firma, mettere sull'internet e si concentrare sui processi importanti. E quando si mangia desde dort uns massa bot in sé, e das quai vanno loro irgendjada dit, ok, os smettaina con quai, e quai soz in sé il tema ci desoz fic relevant, però è sono loro all'università, in a dit senti de inclare un pain de più, c'è le firme dovren, e sono loro dell'informatica, also la tecnica dell'informatica, là, sono de via il jump informatica per l'economia. Perché c'è loro inclare le firme, ci vogliono queste firme, ci dovren, e come possono aiutare con la conoscenza della tecnologia che noi abbiamo. Ella non è la direttura del programma Business Innovation a San Cala, din per sé è presidente della mia Engiadina, che sia Frer Jon Erni Megna. E insieme a Engiadina più o meno il lavoro pratico per le idee e per i concetti che la sviluppa a San Cala? Also, noi abbiamo una collezione e quello che noi facciamo a San Gallo è proprio studiare in come potessero aiutare firme o regioni. E se noi abbiamo per la mia ingegneria un'idea che ci fosse rilevante, loro provano per la prelezione a San Gallo, una prelezione, c'è loro hanno un gruppo di studenti, e hanno questi temi e lasciano lavorare via.
E loro vezzano, e certi che non pensano, oh, qua va in una direzione, che non possono loro torsu e definire il progetto per me in giardina. O no, allora certe idee vanno da lavare, per esempio l'idea della mobilità in giardina è un tema per me essenziale. Che non pensano, i dovre si manca che su es autos ci si può in pruna lot vegni non hanno in giù las prese su de cercare un modello in giù che le als jars ci vengono su podessen forse dovrare els autos de no in giardinais. Però là vanno se fin già dus jades in prova a fare un passo in avanti e finora non è motivata di un tapina. Se da loro idee, per esempio, ci non vanno in avanti, però l'idea, per esempio, dell'INHAP, sulla punta che muesci, vanno cominciare con gli studenti, studiare che si potesse fare su là, e là hanno preparato, e ci vanno poter dare un progetto alla Fondazione per Innovazione del Canton Grigion e vanno ci florarabs per ir in avanti con questo progetto e sono loro botta alla fine giugno. Questa l'idea centrale da mia ingegneria è proprio questa rete da fibra ottica, una linea da fibra ottica, un internet welt e allora dopo questi hubs o questi bureaus, quasi una chiesa da legno o un bureau con computers, che non guardano se da d'ora in ciò share rivoluzionari. La linea da fibra ottica è la base. Senza quella non si può fare in avanti. L'idea è proprio di studiare che business si può promuovere perché le gente che vive, che le firme che vivono là, che hanno in Engiadina, possono contribuire a modo più per tutta l'economia in generale, non solo in Engiadina, forse per tutta la Svizzera. Cose probabili su gli altri ci vengono che su forse non sono turisti, in per sé era lavorare su che su, con cui non hanno obbligato che vanno da vento. E questa è l'idea che per progetti da la sura, a base di questa fibra ottica, ci si può promuovere l'Engiadina, le firme, i privati. E dopo sono già idee concrete? Idee concrete sono quelle che ella ha menzionato fin già avanti, als hubs scotals. Quello vuol dire che fin già là vanno offre quasi vessen, also fans am bler de più vacanze scono. Also che si fa, entweder si sta a casa e si va a lavorare in bureau, o si può per esempio tornare la famiglia e dire in Engiadina, e vedere che i fans hanno io dare questa bella natura qua, e ecco che vengono a lavorare, vengono io hub. Per esempio, io scuola e lavoro da lavoro in un luogo professionale in cui posso proprio fare i miei lavori. Più bot, non era qua. Più bot direi che su, per esempio, devo lavorare e non funzionava, se c'è avevo da torto da c'è in casa o da dire all'università, perché non ha überhaupt l'infrastruttura per lavorare produttivo. E questo già è un passo, forse ci deve meldere a mostrare. Allora, vanno altri progetti che esistono su l'informatica nelle scuole, ci viene o è introdotto o viene introdotto, non so preciso come è la situazione. In mince caso è l'idea che se mince scuole svesa sa da confondere con questo tema e da mettere a dire tutta l'infrastruttura, è quasi figlio greve per queste scuole. Dall'educazione ai magistri e ai scolari, e tras mia Engiadina vanno quasi, non hanno via aiutare a fare un concept per realizzare i loro progetti di digitalizzazione in scuola. Per esempio, nelle scuole si dà certi luoghi centrali, in cui i magistri possono informare, in cui i scolari possono informare, e loro definire nelle scuole scotali che infrastrutture si dovranno. Questi sono due esempi. Ella non ha con l'Engiadina bella relazione professionale, naturalmente, di per sé è la relazione privata, e noi abbiamo già visto la contribuzione. Un elemento importante di questa relazione privata è la musica popolare. Con una prospettiva esterna, a poter dire, ella è in sé professionalmente l'avanguardia, la tecnica la più nuova, forse culturalmente con la musica e la piuttosto retro. Sono cresciuta su con questa musica, ma aveva mince saira musica che continuavano a dormire, la cappella era di una prono, la famiglia era di una che faceva musica, e sono cresciuta su con questa bella musica. E penso di una, e si svessa su fans. Piccins, questi hanno sono fascinati dalla musica popolare. E che ci des
più tardi non è più cool in sé, però la musica ascoltare è per me una bellezza. A fare musica e per ballare è una bellezza. E per cui è un gran piacere che posso fare musica con i bab, con i fratelli, con i fans. Noi vediamo una fotografia, noi senza musica è proprio family affair. E crei sia i fans fan musica, i fans di suo fratello Jon. È proprio il kit della famiglia. No, già non in tras la musica d'una moda più insieme. Noi siamo fin già bled ero insieme, con quace la casa da mamma e papà è il centro, in gioco non si c'è time, ma si farà là in abitazione. Ci stanno in casa pro mamma e papà also in abitazione da vacanze, non in su là, c'è là la casa da mamma e papà in stirano d'una, però tras la musica non moda più. Per cui ci des da fare prove, se non hanno fatto una CD, loro dire da trenare, o se fanno in marzo la prossima, piano sulla prossima CD, ci non vanno da trenare, loro vanno a concerti, ci non danno, ci è là da esercitare insieme. Vuol dire proprio un intero ciam d'attività, non c'è voi essere attivi in sé con hobby, ma appunto bot professionalmente. Un altro grande hobby da della è ir con la barca da vela, ella ha creato la patente per lei, e per il mare, c'è là l'industria la motivazione per questo hobby? Lei si aiuta tras mesom. In qualche mesom è una finché con la barca vela e quando noi ci conosciamo al dit che fu so una buona roba per te, allora a me piace che fai bene. E per me è tutto quello che ha a fare con la natura. E in giochi non è in giù yacht, più poco yacht possibile, sia quelle montagne, sia quelle sul mare. In giochi si può immaginare su altri in pissaments e fare altri per l'animo. E tra quelle sono in giù a dire con la barca vela, e noi abbiamo di una regolare sull'ain, giochi non stein, e sul mare. E crei vostri storie d'amore o da fatta cominciò in Engiadina, o? Quella cominciò in Engiadina, in già Blair Sons, passati, e qua. No, vain eva sul Istituto Alpina Scuola, imas dera sul Liceum Alpino Mazzuazza Scuola. I là erano mo als mat suzoz, las matas joftan, las duas scolas invidevano anche una cella. E tras quai sono arrivata suzoz, e sono da conoscere masom, e dopo quai sono no imper. E con sia è ella riveda anche tutta in un'altra domena economica, sia o surpiglio da sia famiglia, el megna in terza generazione una firma di textilies, là voce per parte per innovare textilies da Cesa, tendes e duschein event. Ella è attiva in quella parte? Là sono invece a sostegno mesom. Questo vuol dire che si vengono clienti e si tratta di rappresentare la famiglia, qua ci dice in una firma di famiglia, loro sono là ad una pro, questo vuol dire una ad l'anno, sono una la messa a Frankfurt, quasi ci vengono insieme tutte le firme di textilies, là sono ad una la pro per allegra als clienti, che non vengono da tutto il mondo. E a me fascinesce là, perché lei sa proprio che Svezia è toccare. Ma lei fa una nuova tenda o un nuovo plumaggio o una nuova toaglia, lei sa che si può toccare. Innovazione fisica, o? Non scopro mai. Non è una digitale. Teorie oder eine roba che non si può toccare. Là sono una fascinata dalle colore, dei materiali che ci capite. Per cui da per me è l'ispirazione da c'è per me, per mio lavoro all'università. Con c'è proprio una firma, come si può dire in buon romanzo, la Old Economy, proprio che produce Svezia in Germania per parte loro dell'estero. E Svezia si mangia del creare un prodotto e fin che è proprio qui e viene venduto in tutto il mondo è molto interessante vedere come funziona. Non è già l'ultima domanda. Se sono della discorrere dell'informatica, delle reise digitali, so l'impressione che la era già con un piede nel futuro e che la è già un po' in sé in un avvenir in cui la fusione tra l'uomo e la tecnica o la digitalizzazione viene più ferma. Non fa questo per tema? A me non fa il tema, no? Quando sono là, e vedo che ci capite, e penso il positivo che ci si può fare ora da qua, e claro ci dà una mince direzione ci si va da roba negativa, però è un man fitch positivo, e vedo il positivo dell'avvenir, e penso che ci aiuta in blere situazioni a fare la nostra vita forse un po' più agreabile che noi abbiamo fin già.
Non sperenza. Grazie Fitch, donna Antonia, per questo discorso. Grazie Fitch, Adel. Ten per oz, belce se stos della partita, questo in discorso con Antonia Albani Erni. Es devis una bella saira sta ben e da Womensweir. Grazie Fitch.